Si torna a parlare di metropolitana di superficie. Gli industriali rilanciano il progetto di metro Veneto, cancellato dalle priorità della politica. Si parla di treni che colleghino tutti i centri regionali, una questione di ecologia ed efficienza insieme. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Oggi è lunedì 5 dicembre 2022. Io sono Jack Calcetto e la prima notizia del giorno la troviamo sui quotidiani del gruppo Gedi. Parliamo di grandi infrastrutture, la grande metropoli Padova, Treviso, Venezia, Rovigo e una sfida antica per completare questo metropolitana, ovvero realizzare il metro di superficie. Si chiama con una sigla SFMR, che sta per Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale. È un progetto ideato addirittura negli anni 80 e per il quale sono stati spesi tantissimi soldi, oltre 1 miliardo di euro investito nelle ferrovie dal 1990 ad oggi, scrive Albino Salmaso sui quotidiani del gruppo Gedi di oggi. È anche un progetto, quello dell'SFMR, che non è ancora completamente realizzato e che negli anni scorsi è stato via via abbandonato dalla regione. Si trattava di realizzare l'orario cadenzato nelle principali tratte ferroviarie, ma anche di realizzare nuove tratte, di elettrificare l'intera rete, di aumentare i collegamenti e di realizzare i sottopassi. Qualcosa è stato fatto, ma appunto non è mai stato completato secondo quello che era il progetto originale, e quindi gli industriali rilanciano il progetto, lo fanno appunto in modo chiaro in concomitanza con il debutto di Confindustria Veneto Est, quindi la fusione delle Confindustrie che corrisponde al territorio appunto della Patreve Ro, le province di Padova, Venezia, Treviso e Rovigo. Per gli industriali naturalmente non è soltanto un progetto, quello della cura del ferro, che serve a liberare l'aria dalle PM10 e dalla CO2 che surriscalda il clima. È anche una questione di efficienza e di convenienza economica nello spostare un maggior numero di merci e anche naturalmente di persone. Un ritardo clamoroso quindi quello della regione, e infatti si infiamma il dibattito in consiglio regionale. Botta e risposta infuocato giorni fa a Palazzo Ferrofini a Venezia sull'SFMR, riporta Albino Salmaso, appunto il giornalista dei quotidiani del gruppo Gedi. Si è parlato del miliardo investito dal 90 sui 150 km di nuovi binari posati. Un'interrogazione del capogruppo del Partito Democratico Giacomo Possamai, poco convinto del cambio di rotta che si è avuto dal 2018, con sostanzialmente l'accantonamento del progetto che è stato messo in soffitta. L'assessora regionale ha riepilogato gli interventi effettuati, passaggi a livello realizzati e da realizzare, eccetera eccetera. Ma per quanto riguarda la seconda fase dell'SFMR è necessario procedere per tappe, dice la giunta regionale, concentrandosi sugli interventi attuabili sulla base delle risorse disponibili. La priorità restano i passaggi a livello da eliminare. Entro il 2026 si parla del raddoppio della Maerne-Castelfranco con 26 milioni di euro e di una serie di altri interventi. Profondamente insoddisfatta la replica di Giacomo Possamai, che dice: non è possibile che da Vicenza a Schio ci sia ancora il treno a gasolio e non si preveda la linea elettrica, che invece pare sia un predicato di essere installata sulla Mestre Piove Adria. Insomma, una situazione complessa, una situazione a macchia di leopardo, ma soprattutto una situazione in cui si torna a parlare del progetto della metropolitana di superficie in Veneto, e già questa probabilmente è una buona notizia. Proseguiamo nel frattempo con la rassegna stampa di oggi. Sulle pagine del Gazzettino si parla di sanità, pronto soccorso in Veneto, l'ultima chiamata per i medici.
Scade oggi infatti il concorso per 154 assunzioni nei pronto soccorso del Veneto, una sfida al sistema degli ingaggi a gettone. Di recente la regione ha fissato un tetto ai compensi che possono essere erogati ai medici a chiamata, sostanzialmente quelli che vengono appunto utilizzati per coprire i buchi negli organici che ormai assomigliano alla groviera, e naturalmente ci sono dei reparti, dei settori della sanità che non possono restare sguarniti, e quindi se non c'è il personale, cosa fanno le ULSS? Affidano incarichi a gettone a medici di cooperative oppure privati. Naturalmente la regione ha fissato un tetto da poco di 100 euro l'ora per questi medici a gettone. Basta vedere cosa prevede invece il contratto della sanità pubblica per capire la convenienza di lavorare appunto a chiamata, perché il contratto della sanità pubblica prevede 39 euro lordi l'ora. Giuseppe Leoni, segretario di Cimofesmed, dice: il mercato libero detta legge, ma qui si parla di sanità. Insomma, una questione di stipendi, una questione naturalmente di sanità, e una situazione in cui la sanità veneta fatica a reperire i professionisti. Si parla di pediatri, anestesisti e non solo, professionisti per far funzionare gli ospedali e i pronto soccorso del Veneto. La carenza è calcolata ancora 3 mesi fa in 229 buchi nell'organico dei pronto soccorso. Vedremo quindi se questo concorso, intanto per 154 assunzioni, riuscirà a coprire almeno parzialmente quella mancanza. Voltiamo pagina e torniamo sui quotidiani del gruppo Gedi con una notizia che riguarda gli effetti del cambiamento climatico. Una notizia flash: al nord metà della produzione di pomodori da conserva. Uno studio di Coldiretti evidenzia infatti la tropicalizzazione dell'agricoltura in tutta Italia. I pomodori si coltivano adesso al nord, mentre in Puglia ci sono le banane, in Calabria l'avocado, in Valtellina si fa l'olio e la gradazione alcolica dei vini è aumentata di 1 grado. Insomma, una notizia assolutamente interessante che riguarda l'emergenza climatica, la crisi climatica e gli effetti dell'innalzamento delle temperature e quindi anche della tropicalizzazione del clima nel nostro paese e nella nostra regione. Sul Gazzettino ancora si parla di politica, dei congressi della Lega, ma anche del Partito Democratico. Partiamo da Treviso, dove si è formata una corrente anti-Salvini. L'hanno costituita i dissidenti trevigiani Darè e Vallardi, assieme a tanti altri. Naturalmente loro erano i veneti presenti per la prima iniziativa del Comitato del Nord, una iniziativa politica lanciata da Bossi. Dal Senatur, raccontano i veneti, parole di speranza. A Pavia c'erano quelli che non si riconoscono più nelle parole del capitano. Nessuna scissione, dicono, ma è la nascita di un gruppo per tornare ai vecchi valori della Lega. Nel frattempo proseguono i congressi appunto all'interno della Lega. A Varese un testa a testa, vincono però i salviniani. A Rovigo invece la conferma di Guglielmo Ferrarese, fino al giorno prima commissario del partito, è stato eletto segretario per acclamazione, era l'unico candidato. Dice: ora avanti tutti assieme. Le prossime tappe sono Padova e Verona, poi il congresso regionale, ma appunto è scontro all'interno della Lega tra i seguaci di Matteo Salvini e chi ormai è apertamente critico nei confronti del segretario nazionale. Nel Partito Democratico nel frattempo Elly Schlein lancia la sua sfida per la segreteria nazionale, ma non farà una corrente, dichiara. La deputata è in corsa alle primarie, dice che una donna può farsi strada da sola, serve una nuova classe dirigente, e nella sala romana dove ha lanciato la sua candidatura parte il coro di Bella Ciao in Veneto. Gli esponenti del PD divisi tra Bonaccini e Ricci
altri due candidati alla segreteria nazionale del Partito Democratico. Uno è Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia-Romagna, l'altro è Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, sostenuto ad esempio da Achille Variati, ex sindaco di Vicenza, oggi europarlamentare. Invece Alessandra Moretti sostiene Stefano Bonaccini. Alessandra Moretti anche lei europarlamentare e già vice sindaca di Vicenza con Variati. Ci sono poi insomma tante altre dichiarazioni di sostegno da vari esponenti del Partito Democratico locale, molti ancora non si sono espressi. A Venezia c'è l'ex senatore Andrea Ferrazzi che da mesi sta dando una mano al presidente dell'Emilia Romagna. Bonaccini, dice Ferrazzi, rappresenta l'idea di un PD che nasce nel territorio e che sa aprirsi, essere accogliente e convincente. C'è una bella rete di sindaci e di civici. C'è anche una dichiarazione di Michele Mognato di Articolo 1, che partecipa alla fase costituente al congresso del Partito Democratico. Non si tratta solo di cambiare segretario, dice Mognato, ma decidere cosa si vuole fare. Infine, l'ultima notizia flash arriva dalle montagne. C'è la neve, la Marmolada è pronta per l'Immacolata. È attesa per giovedì l'apertura degli impianti a 5 mesi dallo stop per la strage del 3 luglio scorso. La notizia sul Gazzettino di oggi. L'attenzione naturalmente resta alta. C'è stata una valanga in pista a Porta Vescovo, nessuna persona coinvolta per fortuna. Il sindaco di Roccapietore, De Bernardin, dice: arriviamo da anni molto difficili, ora speriamo di riuscire a ripartire. E quindi insomma per il Maxi Ponte dell'Immacolata si scia in 8 tracciati su 10 del circuito Dolomiti. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.